nascono, spiegano gli psicologi, dalla contrapposizione identitaria ai genitori tipica dell'età. Interventi psicologici in quest'ambito devono coinvolgere famiglie, scuole e adolescenti. Davide Piriocos. Le donne bianche qui non salgono, hanno urlato i molestatori sul treno dopo le violenze del 2 giugno a Peschiera. La Procura di Verona valuta l'aggravante del razzismo da parte di ragazzi nati in Italia ma figli di immigrati. Le difficoltà a integrarsi della seconda generazione non sono una novità. La prima generazione è arrivata in Italia con un obiettivo di integrazione forte, di lavoro di un darsi da fare per costruire una famiglia. La seconda generazione, come avviene in tutte le famiglie del mondo, potremmo dire da un certo punto di vista, nel momento in cui raggiunge l'adolescenza inizia a contrapporsi all'identità della generazione precedente. Il resto lo fa il gruppo dei pari, che diventa branco e si esprime con la violenza. Muove da una rabbia comune a tanti adolescenti che spesso sfocia nell'autolesionismo. Il problema è che nell'autolesionismo il fenomeno è meno visibile, meno mediaticamente percepibile, meno socialmente percepibile e quindi rimanendo sotto traccia viene identificato spesso tardi o non riceve una risposta adeguata. Sempre più scuole chiamano in aiuto squadre di psicologi. L'intervento sui giovani, sugli adolescenti, deve essere sempre un intervento che non si focalizza solo su di loro, ma si focalizza su tutto il contenitore che gli sta intorno e quindi in primis scolastico, in primis familiare e poi anche su di loro. A breve sul sito dell'INPS saranno disponibili fondi per il bonus psicologi. Permetterà di ricevere dai 200 ai 600 euro di supporto per sedute di psicoterapia presso elenchi che saranno disponibili sui siti degli ordini.